Ci sono questi odori, queste ondate di odori che veramente sono nauseanti, insomma. Dico sempre che portarlo a casale, invece qua è sempre qua. L'odore terrificante. Dillo pure al sindaco che se lo trovo per strada, glielo dico io. Detto fatto, queste segnalazioni dei residenti del quartiere di Sant'Agostino le abbiamo velocemente portate al sindaco Francesco Rucco, che risponde così. Vorrei rassicurare i cittadini di Sant'Agostino dicendo che il depuratore di Casale si farà e l'ampliamento del depuratore che serve proprio a chiudere quello di Sant'Agostino, eliminando quindi definitivamente il problema della presenza e quindi degli odori, in un sistema moderno, quello di Casale, che dal punto di vista tecnologico è altamente moderno. Bene, ma il depuratore obsoleto di Sant'Agostino era solo il problema più eclatante per il quartiere. I residenti ci hanno raccontato di altri disservizi minori, ma non per questo meno sentiti. Ad esempio... Poi da tanti anni che chiediamo una pensilina lì in strada per la fermata del bus. Questo è un problema che non si è risolto mai, per cui quando piove d'inverno con la pioggia, le persone, soprattutto anziane, i bambini, si ritrovano a dover aspettare l'autobus sotto la pioggia. E anche su questo il sindaco prende subito un impegno al nostro microfono. La disponibilità a valutare per il quartiere di San Desiderio una pensilina per la messa in sicurezza e anche il riparo delle persone che aspettano il tram per andare verso il centro della città, e quindi da questo punto di vista la disponibilità c'è. Mi farò parte attiva con SVT affinché si intervenga con una nuova struttura. Ci sono ipotesi di tempo? Sui tempi, naturalmente i tempi tecnici per quanto riguarda la pensilina, per quanto riguarda il depuratore invece chiaramente i tempi sono un po' più lunghi, ancora un po' di pazienza, credo che entro l'anno verrà bandita anche la gara. Ottimo, a questo punto non ci resta che aspettare che dalle parole si passi ai fatti, quindi come di consueto non finisce qui ma...